1 Timoteo capitolo 3. L'Episcopato. Tutta quella carica mo è rigna e fede. Se qualcuno desidera essere fatta vescovo, chissà desidera una cosa buona. Ma un pastore ha da essere un uomo buono, sposato una sola volta, capace di frenare chi ne ha accurtenza, chi ne dignità, pronto a accogliere tutta la gente e capace di istruire a tutti i lati. Chi se non ha da essere un ubriacone, un uomo violento o uno che si appiccica per senza niente. Ha da essere invece accrianzata e non attaccata ai denari. Ha da sapere indirizzare buona tutta la famiglia sua e tutti i figli suoi hanno essere chini alle reverenze e sottomessi al padre. Perché se uno non sarà manca capace di comandare e sapere indirizzare la famiglia sua, come potrà comandare in da casa di Dio? Chi sono ad essere uno che è convertito da poco tempo, perché potesse succedere che si rignesse a utanza e così finirà essere condannato come moriavolo. E poi chi sa da essere un uomo assai apprezzato pure a quelli che non sono cristiani, perché nessuno ci merdiasse e non garesse a costruire in due mastrillo roriavola. O diaconate. Pure i diaconi hanno essere uomini appusati e chi ne franchezza, non hanno essere imbriacuni e non hanno lasciato guadagno infame. Chi stanno a mantenere la verità e la fede, rinda una coscienza pulita, perché se righe si mettesse prima rinda una prova e poi, se non si troverà niente di male contro loro, potranno faticare come riacano. Pure femmine hanno essere appusate e non da perché capace di sapere frenare, ferire rinda ogni cosa. Oriaca deve essere ferire la moglie sua, ha da sapere indirizzare e comandare la famiglia sua e ha da sapere educare buone figlie sue. Tutti quelli diaconi che faranno buona quella missione che è stata consegnata a loro saranno rignuti a noi, a tutta la gente, e potranno parlare buona la fede in Gesù Cristo. A Chiesa è un ministro della pietà che scrive questa lettera, ma spero di poter venire assai impressa a te. Può essere che pure io non venisse impressa, proprio per questo voglio che tu sapessi come da comportare in da casa di Dio, che a Chiesa Dio vive, che è la colonna e a supponte tutta la verità. Quanto è grosso questo mistero tutto l'amore di Dio. Gesù Cristo, figlio suo, come nome, come a noi, è venuto in mezzo a noi, è voluto diventare suoccio a noi in da carne nostra. Fu proclamato Dio lo Spirito Santo, accomparetto all'angelo, fu pregato a tutta quella gente che non conoscevano il Signore. Parecchie persone credettero rinda a esso e poi fu portato rinda a roglia a Dio.